Salve a tutti, sono Enrico Accetti ed insegno elementi di architettura all'Accademia di Belle Arti di Bologna. L'incontro di oggi tende a fare un orientamento generale sull'impiego del legno in architettura e il rapporto che ha nelle pratiche costruttive in questa disciplina. L'utilizzo del legno risale già dalle origini dell'uomo nei tentativi di crearsi un rifugio e lo troviamo via via nel corso della storia fino al suo impiego nei palazzi nobiliari e nei grandi palazzi rappresentativi di ogni secolo. L'architettura vede l'impiego del legno grossolanamente almeno in due settori, quello dell'organizzazione strutturale dell'architettura e quello delle sue pratiche di rifinitura e di decorazione. Questa prima bipartizione può essere anche suddivisa in una ulteriore, ovvero le strutture o gli impianti orizzontali e gli impianti verticali. Oggi ci dedichiamo agli impianti orizzontali, ovvero al rapporto che l'architettura intrattiene con il legno nell'impiego per la realizzazione di pavimenti. Il pavimento in legno è un'invenzione che già troviamo presente nel mondo dell'edilizia e dell'architettura già dall'anno 1000 ed in particolar modo nei paesi del nord, dal nord Europa al Canada e nei paesi dell'est. Già intorno al basso medioevo vengono utilizzate diverse essenze di legno per creare effetti cromatici e particolari geometrie a scopo decorativo. Giungendo intorno al 1600-1700, l'arte dell'intarsio diviene raffinatissima e raggiunge il suo massimo splendore nel periodo che va dal 1700 ai primi del Novecento, e non solo per quanto riguarda le pavimentazioni che conosciamo sotto il nome di parquet, ma anche per quanto riguarda i rivestimenti delle pareti, cioè per gli impianti estetico-decorativi verticali. Occorre notare che l'impiego del legno nelle parti strutturali riguardano i tetti, le travi, i pilastri, le scale, le balaustre, e per quanto riguarda invece i rivestimenti orizzontali ci troviamo di fronte alla sua applicazione nei pavimenti in legno. Occorre spendere qualche parola per quanto riguarda le caratteristiche estetiche e tecniche di questo materiale naturale. In primo luogo, la varietà dei colori disponibili e la capacità di rendere particolarmente interessante e caldo l'ambiente in cui è impiegato. In secondo luogo, la sua organizzazione geometrica, che nel corso del tempo ha visto un incremento di complessità a tal punto di raggiungere delle vere e proprie opere d'arte.